Tutto pronto per l'inizio del quarto finale di questa finalissima di Coppa Italia a Milano. La Dinamo Banco di Sardegna conduce 61-53 sui campioni d'Italia e vincitori delle ultime 5 edizioni delle Final 8, la Montepaschi Siena, più 8 per la Dinamo che ha avuto anche 20 punti di vantaggio all'inizio del terzo quarto. La Dinamo 8 lunghezze da difendere e soprattutto un appuntamento con la storia da non fallire, visto tutta la partita con la Dinamo che è stata sempre in testa dal primo secondo di questa finalissima. La formazione di Sacchetti si schiera in campo con Marquis, TD12, prova Marquis Green da 3 punti, Thomas che conquista il rimbalzo, Drew Gordon e Drake Diner. Questi 5 schierati da coach Meo invece per i campioni d'Italia. Intanto pallone per Drew Gordon, bravissimo Drew Gordon. In campo Ortner, Vigiano, Matt Jennings e poi ancora Curno. E il quinto dovrebbe essere Thomas Ress. Vedete Drew Gordon, solita presenza fondamentale per il giocatore californiano. Sì, Thomas Ress è il quinto, sbaglia il primo tiro libero. Drew quest'anno dalla lunetta sta viaggiando col 71,4%, purtroppo non onora le sue percentuali dalla linea della carità, 2 su 5 nella partita odierna. Però ha dato tanta fisicità Drew Gordon. Infatti il miglior realizzatore di Milano chi è stato Lawal. Ancora resta 3 punti, mamma mia, la palla gioca sul ferro. Curno presente in questo caso riesce a concedere una nuova azione offensiva a Montepaschi. Vigiano oggi non è in giornata, lui non è che tiri benissimo da 3 punti, insomma superiore al 30%, ma non proprio un giocatore che è una sentenza. Guardate Travis Diner, questa è una magia la sua, perché ha visto che insomma non era possibile un passaggio e ha scelto di sbattere la palla contro la gamba di Jennings. Stava tagliando Drew Gordon, sarebbe stato un canestro sicuro. Esce dal campo Vigiano, si arrabbia, ma si arrabbia soprattutto con se stesso, non per il cambio. Riceve Drake Diner. Ancora Travis, prova a attaccare Curno, sfera ancora nelle mani di Omar Thomas, da fuori Thomas, non va, bravissimo Gordon, ancora lì, ci mette la mano, costringe Ortner al pallone sul fondo, altri 24 secondi per l'azione della Dinamo. Vedete qui, il cronometro era stato riazzerato. Travis Diner da 3 punti, TD12 che firma il suo 12° punto. Il giocatore classe 1982 originario di Fond du Lac che ha rinnovato il contratto per altre 4 stagioni. Ancora Jennings per Ress, prova da 2 il tiro, il rimbalzo però ancora di Ortner. Innovazione per la formazione di Crespi, Eric Green prova a attaccare il canestro, poi ci ripensa, vediamo se si chiede l'1-4, poi invece non riesce a trovare la via del canestro, prova ancora Jennings da 3, non va, ma Ortner, innovazione, ancora Green, stavolta la mette, e dai, alla fine la Montepaschi mette a referto altri 3 punti e si riporta a -8, importante questo 12° punto di Green. 7:28 da giocare, forza Dinamo, c'è da tenere duro, cercare di difendere questa dote che è riuscita a conservare la formazione di Sacchetti. Crespi si agita perché aveva chiesto time out e poi ci ha ripensato perché vede che c'è una nuova risposta da parte della sua squadra. Jennings, l'ultima deviazione è sua, però esce dal campo, non propriamente una mossa, mentre si rivede anche Otello Hunter che è entrato al posto di Ortner, viene lasciato in campo Reggie Curno che si occupa di Drake Diner, presentissimo Drake Diner, segue il suo tiro, conquista il rimbalzo, altri 24 secondi sono importanti, bisogna far scorrere il cronometro con oculatezza, quindi cercare non tiri particolarmente affrettati.
Ancora Marquis, c'è il mismatch, su lui c'è Thomas Ress, vediamo se l'attaccherà Marquis, 8 secondi per andare al tiro, ancora Travis Diner, pallone per Omar Thomas, prova il tiro, Omar Thomas, la palla tocca malapena il ferro, nuovo attacco per la formazione di Crespi, pallone per Heinz, c'è il blocco di Otello Hunter, e poi alla fine da 3, mamma mia, palo di Curno, inguardabile la prova offensiva di Curdo. Ancora TD12, vediamo, c'è il blocco di Drew Gordon, c'è fallo di Hunter, mamma mia Curno, questi minuti passano molto lentamente per lui e per tutta Siena, va benissimo che stia in campo, infatti non poteva durare la Pasqua Dinamo con Curno, veramente la formazione senese in 4 scuote la testa a questo giocatore che fu veramente molto bravo della partita disputata quasi alla vigilia di Natale. Invece cambia anche nei refili della Dinamo, esce Omar Thomas un po' calato in attacco. Nel secondo tempo si rivede Brian Sacchetti da numero 4, Drake, Brian Sacchetti, Marquis Green, TD12 e Drew Gordon. Attacca il canestro Drake, vediamo su lui c'è Hunter, vediamo se riuscirà a conquistarsi un fallo, prova lo step back e realizza Drake Diner. Ma che bravo Drake, 11 per lui, Dinamo 66, Siena 56, time out, pubblicità. Acciaio inox, vetro e legno. Questi 3 materiali insieme arredano ogni tipo di ambiente rispondendo a tutte le esigenze di stile ed estetica. Le migliori proposte le trovi da Steel Glass. Scale, parapetti, ringhiere, balaustre in acciaio inox, sopralluoghi e preventivi gratuiti in tutta la Sardegna. Steel Glass. L'unico tonno lavorato in Sardegna. Asdomar, la qualità e il rispetto. Sconti fino al 50% negli Iper Nonna Isa. Succhi di frutta Derby Zero da 1 litro, solo 79 centesimi. Carta casa Tenderly 8 rotoli, solo 1,65 euro. Offerte valide fino al 13 febbraio, solo negli Iper Nonna Isa di Sassari, Villa Cidro, Alghero, Sorso e Iglesias. Nonna Isa ti dà. Dai respiro alla Sardegna. Il 16 febbraio vota Sinistra Ecologia Libertà con Pigliaru presidente. Ieri, oggi, domani, per continuare il suo impegno in campo sociale. Siamo la Sardegna del coraggio. Un popolo che cresce e non si rassegna. La nostra storia, la nostra lingua. Siamo la Sardegna che mette insieme le sue forze. Un popolo che si batte nel quotidiano. Siamo la Sardegna dell'uguaglianza. La sapienza degli antichi saperi. Siamo la Sardegna della sfida. Siamo qui, ora, insieme. In 3 mesi da presidente della prima commissione ho approvato la zona franca integrale, la grande speranza della Sardegna, il dimezzamento degli stipendi dei consiglieri regionali, l'eliminazione dei fondi dei gruppi. Continuerò sulla strada dell'onestà e della concretezza. La politica ha urgente bisogno di persone competenti e oneste e che sappiano dare buon esempio. Giudicate il mio operato da assessore e la mia integrità morale. Mi impegno con voi e alla trasparenza totale e alla rendicontazione periodica del mio operato. Se sono credibile, votatemi. Per avere un domani, i nostri figli devono poter studiare meglio e chi ha perso il lavoro deve avere una seconda occasione e tutti noi la possibilità di muoverci più facilmente. Le imprese devono essere liberate dalla burocrazia e nessuno deve sentirsi escluso. Per avere un domani, la Sardegna deve chiudere col passato. Vota Partito Democratico con Pigliaru presidente. Oggi cominciamo il domani. Dinamo Banco di Sardegna 56, Montepaschi Siena, poco più di 6 minuti da
un possibile sogno, diciamo così. Veramente un qualcosa di incredibile sta succedendo. La Dinamo deve tenere duro, la Montepaschi è una squadra che non molla mai, bisogna stare attenti, però c'è tutto il tempo chiaramente per i senesi per recuperare, quindi insomma tocchiamo ferro e tifiamo Dinamo. Si arrabbia Crespi inizia a parlare da solo e quindi un bel segnale per la Dinamo. Josh Carter, ancora Hunter, circolazione di palla, Heinz veramente negativo oggi, ancora su di lui c'è Marquis Green, pallone in post basso per Hunter, giocano contro uno con Drew Gordon, vediamo l'ex Dinamo, che bel canestro dello Hunter. Si tratta del 7° punto per lui. L'anno scorso ha giocato in Spagna Otello Hunter. Palla ancora per la Dinamo, c'è Drake, c'è un doppio blocco, alla fine riceve, c'è il pick and roll con Drew Gordon, rimane con lui Josh Carter, lo attacca Drake, è incursione, peccato, non riesce a dare il sottomano vincente, il rimbalzo di Hunter, no, vabbè, stiamo zitti, non commentiamo, vediamo dal replay, no, questo è sfondo tutta la vita. Questo è sfondo tutta la vita, signori. No. Mattioli, topica di Mattioli, secondo fallo di Sacchetti. Hunter aveva lasciato la palla, non si era neanche reso conto della presenza di Brian. Vabbè, lasciamo stare. 5-18 da giocare, più 8 per la Dinamo. Palla ancora per la formazione senese con Heinz. È iniziato la stagione, ricordiamo, a Milano e poi è andato a Siena con un ingaggio pagato da Milano nell'ambito della gestione Hackett. Giocano contro uno, Hunter, mamma mia, Hunter che perde un altro pallone, penetrazione, canestro buono, la palla ha toccato il tabellone, ancora bravissimo, Travis Diner, 14 punti per lui, penetrazione di TD12, errore veramente marchiano di Hunter, il secondo in neanche 30 secondi di gioco. 68-58, siamo entrati negli ultimi 5 minuti e la Dinamo ha una dote di 10 punti da difendere. Riceve Hunter, prova a giocare 1 contro 1, portando vicino a canestro Sacchetti, un altro segnale, questa palla persa, scusate, di Spencer Nelson, gli ho detto Hunter, chiaramente i due sono nettamente differenti. L'ex del Gran Canaria di Benetton perde questa palla, Dinamo 10 punti e palla in mano, ultimi 4 minuti e mezzo, mamma mia, riceve Drake Diner, su lui c'è il blocco di Caleb Green che si rivede sul parquet, è uscito Drew Gordon, ancora Brian, da 3, peccato, non va, il rimbalzo di Green, Marquis che al posto del cervello ha un computer, commette fallo, spezza l'azione, la Dinamo è lontana dal bonus, date a farvi altri 24 secondi amici di Siena, si evita la transizione, bravissimo Marquis, bravissimo, ultimi 4 minuti e 20 secondi, la Dinamo ha 10 punti da difendere, ancora sfera nelle mani di Heisney, che anticipo, Brian Sacchetti, che anticipo, ancora Travis Diner, 4 minuti da giocare, 4 minuti che possono dividere la Dinamo Sassari e tutta la Sardegna da un sogno, 3,58 da giocare, 10 secondi per l'azione della Dinamo, penetrazione di Caleb, assist per Brian, più 12, 3,50 da giocare, una sola squadra in campo con Brian che chiama a raccolta tutti i suoi tifosi, Tessitori che dice andiamo, 4 punti per lui, la Dinamo più 12, 70, Banco di Sardegna, 58 Montepaschi, siamo sotto i 4 minuti, la Dinamo assolutamente in controllo in questo momento. Che palla quella di Caleb Green per il figlio di Meo, Brian Sacchetti, anche lui, ottima stagione. Brian Sacchetti, autore veramente di una splendida prova, ricordiamo quest'anno 13 minuti di gioco, 5-3 come media punti col 40% da 3, 58% da 2, ma che cifre, 100% dei tiri liberi, che campionato Brian Sacchetti, che campionato, può giocare 4, può giocare 3, entra, chiaramente quando esce dal campo non protesta perché sennò il padre lo legna,
E allora, che signora partita, tutti gli allenatori vorrebbero d'altro canto una panchina come quella della Dinamo, dei giocatori che vanno oltre il semplice ruolo di giocatori, sono quasi dei dirigenti messi in panchina che fanno gruppo. Mi riferisco a Brian Sacchetti, ma anche Jack De Vecchi, Manuel Vanuzzo. Mamma mia, 3:40 da giocare, più 12 per la Dinamo, penetrazione di Green che non ci sta, segnale di vita anche per la Montepaschi che ritorna alla doppia cifra di svantaggio. 3:30, doppia cifra netta, 3:30 da giocare. Chiaramente Marquis Green gioca col cronometro, adesso funge lui propriamente da play con Travis Diner che in grande serata al tiro, che gioca in pratica da shooting guard. Ancora Drake Diner, zingarata, tira al limite, palla che gioca sul ferro, Brian Sacchetti. Ma che partita Brian! Ancora un rimbalzo, ancora un segnale di vita, ancora una gita in lunetta, più 10, 2 tiri liberi per Brian, 3 minuti e 06 da giocare, passa il cronometro, non trascorre così velocemente come vorremmo, ma sta passando il tempo. 5 punti per Brian. E diventano 6 e la Dinamo ne ha 12 di vantaggio, 3-0-6. Crespi disperato, vede allontanarsi la possibilità di una vittoria, forza il Dinamo, e ancora recupera la palla Drake, ancora, che difesa la Dinamo, dopo 38 minuti di partita i campioni d'Italia tenuti a 60. 72 Dinamo, 60 per la Montepaschi, 2:45 da giocare, palla per Caleb, sbaglia il canestrino al volo che avrebbe potuto chiudere definitivamente la gara, ancora Vigiano, sbaglia il rimbalzo di Green, 2:30 da giocare, vediamo Eric Green, che bravo Eric Green, l'ultimo ad alzare bandiera bianca, sono 16 i punti per lui, miglior marcatore della sua squadra con Ortner. Peccato questo passaggio, questo tiro fallito da Caleb Green dopo l'invenzione di Marquis. Dinamo sente dagli spalti, ancora TD12, pallone per Caleb, vediamo la palla ancora, gioca sul ferro, la sfortuna non aiuta la Dinamo e c'è il fallo di Travis Diner che vuole impedire a Haynes di attaccare il ferro. Siamo entrati negli ultimi 2 secondi di gioco, si scambiano un 5 Travis Diner e Caleb Green. Era un buon tiro, ha fatto bene a prenderlo, ha chiuso la partita contro Reggio Emilia solamente un giorno fa, neanche 24 ore fa, devastante contro Milano. Caleb Green, uomo Coppa Italia oggi, un primo tempo fantastico. 72-62, 1:50 da giocare, Carter, attenzione, 14 punti per lui, ma soprattutto Siena -7, ma manca 1 minuto e 44 secondi, forza Dinamo, giochiamo anche col cronometro, 17 secondi per andare al tiro, esce Jennings su Marquis, c'è la difesa di Green su TD12, c'è il fallo. Tutto fieno in cascina perché adesso c'è una gita in lunetta. Eric Green all'università, giocatore dell'anno nel suo distretto della regione quando giocava per Virginia Tech. No, c'era semplice rimessa laterale, non è ancora in bonus e canestro! Tutti d'accordo, Travis, 16 per TD12 più 9, prova dall'altra parte a rispondere, rimbalzo di Caleb, peccato, pesta la linea di fondo, 1:13 da giocare, ma più 9, insomma, serve un miracolo per Siena per recuperare questa partita. La Dinamo è lì che sente il sapore di un successo straordinario, un successo storico. Crespi ha già la bandierina, il fazzolettino bianco che sta per estrarlo, è lì, adesso c'è un fallo, peccato il fallo contro Brian Sacchetti e chiede addirittura antisportivo. Un giocatore di Siena, no! Antisportivo, no!
antisportivo, si arrabbia Meo, ma ha ragione, mamma mia l'antisportivo. Terzo fallo a Brian Sacchetti, mamma mia che perla questa degli arbitri. 74 Dinamo, 65, per fortuna c'è ancora una buona dote. Realizza il primo tiro libero Josh Carter, sono 15 per lui. Vediamo il secondo, realizza anche il secondo, meno 7, 74 Dinamo, 67, time out Meo Sacchetti, time out Meo Sacchetti, 7 lunghezze da difendere. 1:13 da giocare, 74 Dinamo, 67 mentre che chiedeva la regia se ci fosse ancora un'iniziazione pubblicitaria, ma la linea rimane su Milano con Meo Sacchetti che vuol parlare con i suoi giocatori lì. Il sogno è un passo, il sogno della Coppa Italia. Vedete il canestro di Carter che va ridato ossigeno alle speranze della formazione senese, però la Dinamo è padrona del suo destino. Deve difendere queste 7 lunghezze, manca poco più di un minuto. Va bene, sì, Siena si è beccata a favore, questo antisportivo, ma la Dinamo non deve mollare, deve rimanere lì con la testa, difendere duro. Forza Dinamo, più 7 per la Dinamo, scuote la testa Marquis Green perché capisce che qualcosa non è andata per il verso giusto su quel fischio. Cambia la Dinamo, ancora la penetrazione, sbaglia, il rimbalzo, i tiri 12, 1:05 da giocare, forza, ancora, vediamo il raddoppio di Siena. Mamma mia! Palla persa, era un passo, Battioli, va anche quel raddoppio, viene consentito di tutto in questo momento, viene consentito di tutto, viene fischiato di tutto. 74-67, siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco. Forza, contro tutto, contro tutti, contro Siena. Forza Dinamo, ancora Heinz, non è la sua giornata e infatti sbaglia. Questo rimbalzo di Caleb Green sa tanto di un qualcosa di straordinario. Ancora Drake Tiner, la Dinamo tiene la palla, va al fallo sistematico Siena, 38 secondi, fallo di Jennings, 38 secondi. Incredibile quello che sta accadendo a Milano, al Mediolanum Forum. Attenzione, più 7, 2 tiri liberi. Crespi al fazzolettino nel taschino, pronto a estrarlo perché Siena sta issando la bandiera. Drake, 12 per lui, primo tiro libero, più 8. Sacchetti invita la calma ai suoi, ancora più 9. La vittoria è lì a un passo, il nervosismo del presidente Sardara. Ancora Eric Green, difende solo lui Drake, il layup di Green, ma forse è tardi, forza Dinamo, dai! Riesce a rimettere la palla Drew Gordon, dopo l'intervento di Green, time out Crespi. Chiaramente adesso o palla recuperata o fallo sistematico per la formazione senese. La faccia, scusate, di Massimo Chiesa, Sassarese Doc, che sta arrivando giusto in tempo per un qualcosa di unico. 29 secondi e 55. Mamma mia, si legge la tensione. Eravamo di passaggio, è vero, eravamo di passaggio. Ma in striscione più veritiero doveva essere la vittima sacrificale, la Dinamo dell'Emporio Armani Milano. Invece, che cosa è successo? È successo che la Dinamo ha schiantato l'Armani, ha regolato Reggio Emilia con facilità e poi oggi sta dominando la partita. Ha la partita in mano, la Coppa Italia è lì, bisogna allungare le mani, ma servono ancora 30 secondi di sofferenza. 30 secondi di sofferenza per la Dinamo. Parziale di 16-15 in questo quarto finale per Milano. Riceve Marquis, c'è Green, fallo sistematico, riesce a ricevere la Dinamo. Gito in lunetta per Marquis.
per Marquis Green. Ai tiri liberi ricordiamo, lui ha 94,7. Insomma, dai, ne serve almeno uno. Realizza il primo Marquis, 8 punti, lui la Coppa l'ha già vinta. Lui la Coppa l'ha già vinta. 77-69, 78-69, 9 punti di Marquis. Time out. No, time out per Sacchetti. No, non c'è time out. Vediamo, 78-69. Lasciamo passare il cronometro, lasciamo trascorrere il tempo. Green realizza, ma dai che è troppo tardi, c'è il fallo su di 12. Non fischia il primo, fischia il secondo, meglio così. 20 secondi e 47 centesimi, 78 Dinamo, 71 Siena, il sogno è lì, la Dinamo sta allungando le mani, un qualcosa di incredibile, di secondo solo lo scudetto del Cagliari Calcio nel 1970, ma la Dinamo entra di diritto nella storia dello sport sardo, del basket italiano e dello sport italiano, perché vi ho detto leggendovi prima l'Albo d'Oro che poche provinciali hanno conquistato lo scudetto. 17 dice tiri 12, 79 Dinamo, 71 Siena, 20 e 47, sbaglia il secondo, ma non importa, 18 secondi, grandissima prova anche oggi di Travis, realizza Green. E vediamo, c'è un fallo. Mamma mia, non si sa mai che fischino qualcos'altro. 6 punti, 12 secondi, 2 possessi pieni e gita in lunetta per Drake che non fa uno 0 su 2 da quando giocava nel playground di Fondullato quando aveva 6-7 anni. Quindi c'è la possibilità concreta di portare a 3 possessi, così è. 14 punti per Mandrake, 11 secondi e 95 centesimi dal sogno. Sbaglia il secondo, ma ci sono 3 possessi, ancora da 3 Jennings, non va, rimbalzo di Hunter, sbaglia, rimbalzo di Cale, finita, 80 Dinamo, 73 per la Montepaschi Siena. Non lo dico 3 volte come fece qualcun altro quando vinse il titolo effimero di campione d'inverno, non lo diciamo una volta sola, la Dinamo ha vinto la Coppa Italia col bacio di coach Meo Sacchetti alla moglie Olimpia. Meo Sacchetti che in questi momenti adora starsene da solo con la moglie Olimpia, una bottiglia di vino, di buon vino e un sigaro in bocca. 80-73, viene subissato dagli abbracci, travolto dagli abbracci della sua squadra. Ancora Sardara, che bello, ma che bello soprattutto il nostro pensiero va a Giovanni Cherchi, a lui, il grande, uno dei padri fondatori della nuova Dinamo, a lui va il pensiero nostro, sicuramente sta andando il pensiero di tutta la Dinamo Banco di Sardegna, di tutti coloro che l'hanno conosciuto, probabilmente avrà aiutato la Dinamo da lassù, dal cielo. 80-73 dice il punteggio di gioco, si sta già allestendo il palco su cui la Dinamo Banco di Sardegna verrà premiata per questa Coppa Italia 2014. La Dinamo sale sul palco, ci sale per primo Travis Diner che viene premiato come MVP della Coppa Italia. Che bella soddisfazione per TD12, Travis, un brutto inizio di stagione, forse anche colpa della estate con la nazionale, ma una bella rivincita e meno male che lui e Marquis non potevano giocare assieme. La rivincita del presidente Sardara che ha fortemente voluto questa coppia, abbracciato da tutti, chiaramente l'abbraccio più caloroso di Drake Diner, gli dà il 5 anche Gianmario Dettori, un'altra splendida persona, così come lo è Federico Pasquini, Stefano Sardara, Carlo Sardara, dirigenza veramente sui generis. E adesso la Dinamo è pronta per salire sul palco, la maglietta celebrativa, la storia,
vedete Federico Pasquini, Jack De Vecchi, un sogno festeggiare questa Coppa Italia per lui che arrivò per la prima volta anni fa a salvarsi miracolosamente dalla retrocessione in Serie B, una partita, e il pensiero va anche a Emanuele Rotondo che fu grande protagonista quel giorno, un pensiero lo dedichiamo anche al nostro compagno di sempre Nicola Bonsignori nelle telecronache e ad Antonello Restivo che commenta con noi le partite di Eurocup. E adesso è pronto Presidente Renzi, Manuel Vanuzzo, pronto, capitano, solleva questa coppa, eccola qui, si sparano i coriandoli, eccola qui, la Dinamo vince la Coppa Italia 2014, questo clima. Che cosa, che sogno alla luce delle ultime sconfitte, ma certo se ci avessero detto qualche mese fa, a ottobre, la Dinamo vincerà la Coppa Italia, non ci saremmo sorpresi per il lavoro svolto dalla dirigenza, dal presidente Sardara, dal direttore Pasquini, da coach Meo Sacchetti, grandissimo coach e soprattutto grandissima persona con la squadra che va a rendere omaggio ai tifosi della Dinamo. Si conclude qui questa telecronaca col presidente Sardara, lui che ha voluto fortemente questo giocattolo, lui che ha salvato la Dinamo che stava scomparendo. Buonanotte a tutti da parte di Andrea Secchi e a risentirci per le prossime partite della Dinamo Banco di Sardegna.